Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Domani alla Procura dei minori di Palermo sarà sentita Yasmin, la piccola migrante soccorsa al largo di Lampedusa. La bambina si trovava a bordo di un barcone con altre 44 persone, tutte disperse. Università fantasma, sequestrati 3 milioni e mezzo di tasse evase a Salvatore Messina, patron dell'Ateneo italo-bosniaco, mai riconosciuto, indagato anche 2 figli. Sversamenti in mare dal polo petrolchimico di Priolo, la procura di Siracusa apre un'inchiesta, sarebbero almeno 3 gli indagati. Disoccupato punta una pistola contro il sindaco di Campobello di Licata, resto qui, dice, ma quell'uomo è pericoloso. Il 2024 anno nero per gli incidenti sul lavoro, asso imprese per una cultura della sicurezza, importante la consapevolezza dei lavoratori. E lite sui social fra le 2 coppie di youtuber più amate dai bambini, uno scontro poco educativo tra palermitani, me contro te e d'insieme. Calcio, sabato al Massimino il big match fra Catania e Potenza, Toscano ritrova Anastasio e Castellini, Palermo in ritiro a Torretta per preparare la sfida interna di domenica contro il Catanzaro. Ben trovati, verrà sentita domani o al massimo sabato dalla procuratrice dei minori di Palermo la bambina di 11 anni della Sierra Leone soccorsa nella notte tra martedì e mercoledì al largo di Lampedusa. La piccola si trovava a bordo di un barcone con 44 persone che risultano disperse. Domani sarà nominato un tutore, mentre il Natale lo trascorrerà certamente in una comunità familiare con altri bambini. Orazio Longo. La bimba andrà al più presto in una comunità per minori. Approfondiremo per capire se ha ancora i genitori o altri parenti e verificheremo che procedimento attuare. Lo ha spiegato la procuratrice dei minori di Palermo, che nelle prossime ore si recherà ad ascoltare la piccola Yasmin, in merito anche al fatto che, se la bambina dovesse risultare orfana e non fosse possibile un ricongiungimento familiare, si aprirebbe un procedimento di dichiarazione dello stato di adottabilità. 11enne, unica superstite di un naufragio avvenuto al largo di Lampedusa, dalle prime notizie raccolte si sa che era in viaggio col fratello maggiore che sarebbe morto nella traversata. Avrebbe detto ai soccorritori di avere ancora il padre e altri fratellini, ma è tutto da verificare. Ora sta bene, ha lasciato il poliambulatorio di Lampedusa. In merito al naufragio ha raccontato di essere rimasta in acqua per 2 giorni, attaccata a 2 camere d'aria, ma i medici che l'hanno visitata spiegano che questo sembra improbabile. Se così fosse sarebbe morta. Semmai una spiegazione potrebbe essere il fatto che a mare la cognizione del tempo si perde e le ore diventano infinite. In 45 si trovavano a bordo del natante partito da Sfax in Tunisia e affondato al largo di Lampedusa. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Sentito lo skipper del veliero Trotamar 3, intervenuto nei soccorsi, si stanno ascoltando ora gli attivisti che erano a bordo dell'imbarcazione. Una storia dall'enorme portata simbolica che ha scosso profondamente le coscienze di molti, dice la ONG Sea Watch, che lancia una frecciata al governo, reo secondo loro di non avere detto neppure una parola. Un miracolo il suo salvataggio, hanno ricordato ancora i soccorritori. Sono state le urla della bambina a guidarci. Urla in piena notte, in mare aperto, con onde alte 3 metri. Sul luogo del naufragio non sono state rinvenute tracce di vestiti, scarpe o bidoni vuoti, mentre con 2 traghetti per Porto Empedocle sono stati trasferiti 387 migranti che erano ospitati nella struttura di primissima accoglienza dell'isola. E ci sono nuovi sviluppi nell'inchiesta Università Fantasma, sequestrati 3 milioni e mezzo di tasse evase al professore Messina, il patron dell'Ateneo italo-bosniaco, mai riconosciuto. Indagati anche i 2 figli. Sentiamo Giusila Zara. C'è una svolta nell'inchiesta sull'Università Fantasma italo-bosniaca Jean Monnet. A 9 mesi dalle perquisizioni, la Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato 3 milioni e mezzo, tanto ammonta l'IVA l'IRES evase alla Fondazione Zaclata Europa, che gestiva l'attività di formazioni farlocche. Personaggio principale della vicenda, secondo le indagini della Procura, è Salvatore Giuseppe Messina, fondatore e membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Zaclata, che prometteva laurea in medicina veterinaria e fisioterapia
terapia mai riconosciute. Già dal 2018 il MIUR aveva diffidato l'Università Internazionale di Gorazde, con cui Jean Monnet era consorziata, e chiesto di cessare ogni attività. Messina avrebbe coinvolto nella truffa anche i figli Dario e Giuliana, indagati insieme ad altri 2 membri del Consiglio di amministrazione. Le rette nascoste al fisco erano state percepite su conti correnti esteri gestiti attraverso società di comodo in Inghilterra, Svizzera e Bosnia, paese in cui ha sede l'università privata. Più di 800 gli studenti truffati per anni, che adesso si trovano senza alcun titolo di studio, avendo pagato rette salate. Rette che potevano raggiungere anche i 26.000 euro all'anno e che venivano fatti confluire su conti correnti situati all'estero secondo uno schema che si serviva di società di comodo utilizzate come delle vere e proprie cassaforti. Dagli accertamenti attraverso l'analisi di documenti e dalle perquisizioni con la cooperazione giudiziaria internazionale è stata scoperta anche una maxi evasione da 9 milioni di euro. Si tratta, secondo la Guardia di Finanza, del denaro incassato per l'organizzazione di 50 corsi universitari online, privi di valore giuridico in Italia. Gli sversamenti in mare dal polo petrolchimico di Priolo. La procura di Siracusa apre un'inchiesta per chiarire ogni dubbio. Almeno 3 indagati che avrebbero tentato di falsificare i dati delle analisi ambientali. Francesco Aloi. La procura di Siracusa ha aperto un'indagine sugli sversamenti di inquinanti in mare provenienti dagli impianti del petrolchimico di Priolo. Secondo quanto pubblicato dal quotidiano La Sicilia, l'autorità giudiziaria avrebbe da tempo puntato l'attenzione sull'impianto per il trattamento di acque di scarico di ISAB Sud. L'inchiesta sarebbe scattata nel 2020, quando fu segnalata nella baia di Santa Panagia una moria di pesci. Dai controlli di ARPA e Capitaneria di Porto di Siracusa sarebbero emerse tracce di idrocarburi sugli argini del canale Alpina, dove scarica il TAS. Dopo quell'episodio, scrive il quotidiano, sarebbero scattati controlli ed intercettazioni che avrebbero rivelato i tentativi di nascondere l'inquinamento, rimuovendo tracce di inquinanti o sostituendo i galleggianti. Tra gli indagati ci sarebbero l'ex direttore generale di ISAB Bruno Martino e i 2 ingegneri della raffineria, Gaetano Barbagallo e Gaetano Petralito. L'inchiesta avrebbe anche svelato un'alterazione nei prelievi d'acqua dal canale, con campioni che sarebbero stati contraffatti per abbassare il livello di concentrazione di sostanze inquinanti. Adesso ci spostiamo nell'Agrigentino, a Campobello di Licata. Un uomo ha puntato una pistola alla testa del sindaco Vito Terrana dopo averlo seguito e braccato dinanzi all'ufficio postale. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri, è stato poi denunciato. Da tempo l'uomo chiedeva un lavoro. Davide Sardo. Una pistola a giocattolo puntata alla testa, ma la paura è stata tanta per il sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana. Un pregiudicato di 29 anni, noto alle forze dell'ordine per problemi di tossicodipendenza, è balzato fuori dalla sua automobile, ha affiancato il sindaco in strada nei pressi dell'ufficio postale insieme ad un amico e gli ha puntato la pistola. Terrana, ancora scosso dalla spavento, ha telefonato ai carabinieri. I militari intervenuti sul posto hanno denunciato alla procura di Agrigento l'aggressore e dentro l'automobile gli hanno sequestrato diversi oggetti atti ad offendere. A casa del 29enne è stata trovata e sequestrata anche un'ascia. L'attentatore alcuni giorni addietro avrebbe preteso un posto di lavoro o sussidi. Io sono oggi al mio posto di lavoro, sono per servire la mia comunità, sono per andare avanti, fermo restando che mi aspetto una risposta decisiva da parte dello Stato. Un sindaco non può essere, come dire, in balia del primo balordo che capita, anche perché questo soggetto da circa un anno la madre è ricoverata in una struttura per donne in difficoltà a causa delle violenze subite dallo stesso. Ragione per cui è un soggetto da attenzionare, è un soggetto che ha dato disturbo al vicinato, è un soggetto che ha bisogno di essere curato. Tanti gli attestati di solidarietà al sindaco Terrana, che ha ricevuto anche la telefonata del nuovo prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo. A Terrana è stata assegnata la scorta da parte dei carabinieri.
Momenti di tensione nel carcere per i minorenni Malaspina a Palermo. 2 giovani detenuti per futili motivi si sono scagliati contro un agente della polizia penitenziaria facendolo cadere e provocandogli una forte contusione al ginocchio. I sindacati chiedono da tempo interventi anche nelle carceri per i minori dove si trovano reclusi dei ragazzi che hanno la maggiore età e che spesso creano tensioni. Andiamo a Caltanissetta, sono ancora fuori casa 41 famiglie che 2 giorni fa sono state evacuate dalle loro abitazioni. Gli esperti del Genio Civile stanno cercando di capire la causa delle lesioni apparse sugli immobili. Il servizio è di Rita Cinardi. Si prospetta un Natale non facile per 13 famiglie nissene che martedì sera sono state evacuate dalle loro abitazioni e da quel momento non hanno fatto più rientro. Lo sgombero di 41 persone si è reso necessario dopo che 3 immobili di Via Redentore, una delle strade principali del centro storico di Caltanissetta, hanno presentato improvvise lesioni. A raccontare cosa è accaduto quel pomeriggio uno dei residenti che attualmente, così come altre 40 persone, tra i quali anche donne, anziani e bambini, si trova fuori casa in un alloggio messo a disposizione dal comune. I segni diciamo più particolari che hanno allarmato un po' anche tutto il palazzo sono stati intanto dei rumori che sono stati avvertiti all'interno del palazzo, le porte d'ingresso degli appartamenti che erano bloccate e non si potevano aprire. Hanno chiamato i vigili del fuoco e ci hanno fatti uscire. Esperti del Genio Civile arrivati da Palermo e Catania cercheranno di comprendere le cause che hanno determinato le lesioni. I sopralluoghi eseguiti in questi giorni infatti non sono riusciti a restituire una risposta chiara su cosa sia accaduto. Certo è che la zona posta proprio al di sotto della collina Sant'Anna è una zona franosa da sempre considerata a rischio. Nel 2001 si era aperta una grande voragine in piazza Pirandello, raccontano che negli anni passati qualche problema si era verificato, però non essendo io un tecnico è opportuno aspettare che si pronunci qualcuno del Genio Civile o dei Vigili del Fuoco insieme al nostro ufficio tecnico. Insomma, almeno per il momento non sarà possibile determinare quando i residenti potranno rientrare, situazione che sta gettando nello sconforto intere famiglie. Il 2024 è stato un anno nero sul fronte degli incidenti sul lavoro. La tragedia di Calenzano è solo l'ultimo disastro per questo Asso Imprese. Rilancia una nuova cultura della sicurezza. Manlio Viola. La tragedia di Calenzano, dove l'esplosione avvenuta nel deposito Eni ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di 29, 2 delle quali restano gravi, è solo l'ultimo episodio di incidente sul lavoro trasformatosi in tragedia. La Sicilia purtroppo conosce bene queste tragedie. Per affrontare il tema della sicurezza, Assimpresa prova a mettere a rete associazioni di categoria, aziende e istituzioni e lo fa attraverso la Camera di Commercio. Grande tema è quello della carenza di ispettori e dunque di controlli. Abbiamo implementato il numero degli ispettori del lavoro, infatti sono state fatte moltissime ispezioni alle aziende con multe veramente significative, però non dobbiamo appellarci esclusivamente ai controlli, noi dobbiamo inculcare quello che è il concetto della prevenzione. Una tragedia senza fine, quella a cui si assiste, la perdita di vite umane, gli incidenti invalidanti sono inaccettabili in una società civile. Ci vuole più consapevolezza da parte sia dei datori di lavoro ma anche dei lavoratori. Io vedo ancora tutt'oggi dei lavoratori che fanno delle cose che non si possono nemmeno guardare e non si capisce il motivo. Allora lì ci vuole un po' più di prudenza, ci vuole buonsenso. Ma non basta la repressione dei comportamenti pericolosi, serve una cultura della sicurezza sul lavoro, ma anche una conoscenza del fenomeno e delle norme. Fare rete è essenziale, ma fare rete tra le associazioni di categoria, il mondo delle imprese, l'assessorato al lavoro, gli enti previdenziali, soprattutto gli enti di controllo, perché molto spesso per poter attuare un buon controllo c'è prima bisogno della conoscenza. Il fenomeno infine non potrà mai sparire, ma ci sono i mezzi per abbatterne la gravità. È stato siglato oggi pomeriggio a Roma, nella sede del Ministero della Salute, l'accordo tra Stato e Regione che dà il via libera a 750 milioni per la realizzazione di 3 nuovi ospedali a Palermo, il nuovo polo pediatrico di eccellenza, il nuovo policlinico e l'ospedale Palermo Nord Polo oncoematologico, oltre alla ristrutturazione del padiglione A dell'ospedale Cervello. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco, andremo a Catania per mostrarvi il triste degrado della pescheria. A tra poco.
Seconda parte di Sicilia 24 a Catania, vi mostriamo un luogo simbolo della città molto amato dai catanesi, che però mostra in questo momento la sua immagine peggiore: bancarelle vuote, rifiuti e poco ordine. Tonino De Mana ha raccolto lo sfogo degli operatori. Ampi vuoti, box chiusi o deserti. Al posto di bancarelle con totani, orate, gamberi o molluschi ed altre specie del nostro mare, una decina di motorini parcheggiati, uno accanto all'altro. Impensabile qualche anno fa, quando alla pescheria non c'era spazio neanche per passare a piedi, presa d'assalto ogni mattina da migliaia di catanesi. Oggi, ad eccezione dei turisti, e per fortuna che ci sono loro, tutto si riduce ad un disordinato mercatino del pesce con pozzanghere, carta, plastica e rifiuti accatastati dove capita. È il triste e indecoroso spettacolo che offre la pescheria ai suoi visitatori, umore più nero delle seppie per gli operatori del settore. Non c'è autobus, non c'è parcheggio, la gente si lamenta che non può posteggiare e gli fanno pure verbali e non sanno come fare, vanno nei supermercati, nei grandi centri a comprare e noi non lavoriamo più. Alle 10:20 lei quanto ha guadagnato? Niente ancora, 50 euro. Ho incassato, non ho guadagnato. Facendo un raffronto col passato? 200, 250. C'erano le strisce blu prima, ora hanno fatto la pista ciclabile, quindi vengono a mancare un sacco di parcheggi. La gente non può arrivare più in pesca, è inutile venire perché non trovano parcheggio. Nonostante gli ampi vuoti e la desolazione, per le guide turistiche la pescheria resta comunque un luogo affascinante e quindi da proporre. A ridosso della pescheria, a pochi metri dall'ennesimo ammasso di spazzatura, spicca una striscia di colore rosso. Sembra un percorso ad ostacoli ed invece è la nuova pista ciclabile. No, per me non fa bene. Dovrebbero mettere dei cordoli. Lei lo sa che ha posteggiato sulla pista ciclabile? Sì, lo so. E i ciclisti che non possono passare? E quelle macchine cosa fanno? Non sono nella pista ciclabile anche. Quindi trasgrediscono gli altri, trasgredisco anch'io? No, io sono qua perché c'è un posto lateralmente e mi sto mettendo qua. Cambiamo decisamente argomento, vi raccontiamo una querelle tutta siciliana, perché appunto i protagonisti sono due coppie di youtuber palermitani seguite da milioni di bambini. Una lite insomma tra i me contro te e gli d'insieme. Eva Spampinato. Sì, lo so. Questi hanno un problema. Cosa faresti se li incontrassi? Fatti sotto! Il dissing che non ti aspetti, altro che Fedez e Tony F. A lanciarsi frecciatine, attacchi e critiche nemmeno tanto velate. Non sono due artisti della scena trap, dai quali ci si può aspettare rime affilate, ma sono gli idoli dei bambini di tutta Italia. Ciao a tutti! E insieme siamo in me contro te! E stavolta la battaglia a suon di video su YouTube è tutta siciliana, anzi palermitana. Loro infatti sono i me contro te, Luigi Calagna e Sofia Scalia, youtuber da milioni di follower e incassi record al cinema, che si scagliano contro un'altra coppia di giovani youtuber, anche loro di origini palermitane, i d'insieme, Eric Parisi e Domenica Laimo, che negli anni hanno rosicchiato fette di piccoli fan agli inventori dell'intrattenimento per bambini su YouTube. Hanno rubato il nostro personaggio e sono finti signoresse. Sì, esatto. Guarda, o chiudete tutto oppure andiamo per vie legali. Loro cosa hanno fatto? Hanno pensato bene di diventare la coppia di Sofia e lui. Volano stracci e l'inaspettato dissing diventa virale. I me contro te attaccano i compaesani d'insieme e li accusano di plagio. Loro replicano, promuovono il loro film usando il nostro nome. La verità è che loro non riescono a accettare il fatto che possono esserci altre persone nel loro campo, cioè che possono fare video su YouTube per lo stesso pubblico. Dopo aver imparato come fare uno slime con tutte le colle e i brillantini del mondo, adesso, grazie allo scontro video dei loro miti, i bambini avranno imparato anche come insultarsi a vicenda tramite una telecamera e senza il confronto diretto, faccia a faccia. Un insegnamento poco edificante contro l'idea che i dissapori o le divergenze possono esserci e ci saranno nella vita da adulti, ma andrebbero chiariti con una comunicazione costruttiva, che poi al limite ognuno rimane della propria opinione, ma almeno non si è trasformato in un vile bullo da tastiera. Adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa, poi il calcio, riprenderemo con il Catania che aspetta il Potenza in casa. A tra poco.
Siamo al calcio, fra 2 giorni il match di campionato al Massimino fra Catania e Potenza. Torna Anastasio, dopo la squalifica Toscano recupera Castellini e non ci sarà invece Guglielmotti. Marco Carli. La forza delle scelte. In attesa di Guglielmotti e con la possibilità di avere di nuovo disponibile Castellini, Toscano può scegliere e non è considerazione di poco conto in una stagione in cui, causa infortuni, le possibilità di intervento non erano granché. Siamo qui per trovare soluzioni, ripeteva il tecnico, nei momenti in cui c'erano meno possibilità di scelta sull'11 di partenza. Ebbene, adesso le soluzioni ci sono. Si chiamano Ierardi, che dà alternative in difesa insieme a Giega, che avrà ancora una settimana di allenamento in gruppo, o Anastasio, che torna dalla squalifica. Si chiamano Sturaro e De Rose, che a Taranto hanno mostrato di esserci e come, ma anche Jimenez, che in mediana ha dato il suo contributo e adesso può farlo anche alle spalle delle punte. E a proposito di punte, è stata una settimana migliore anche per Montalto dopo il gol di Taranto. Si tende al sereno dunque, ci sono le premesse, ma ovviamente tanto dipenderà dalle prossime 2 partite interne. La prima è sabato con il Potenza. Si chiude il girone d'andata contro Caturano e Soci. La sfida fra i 2 bomber, Caturano appunto e Inglese, è stuzzicante per chi guarda in modo neutrale, ma per i tifosi che vogliono vedere un Catania vittorioso i duelli personali contano, danno sale allo spettacolo, ma contano soprattutto i 3 punti. Entrambe le squadre vengono da un 5-1 a proprio favore, stanno bene. Al Catania aspetta fare capire che adesso sta meglio. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Buona serata.